E all'inizio abbiamo parlato un po', abbiamo detto cosa ci veniva in mente con la parola regole ed è stato anche molto divertente perché abbiamo avuto tutti la possibilità di dire la nostra opinione. Poi c'è stato un gioco, anche quello divertente, del girare per la classe bendati e girare le caramelle, che poi abbiamo mangiato. E abbiamo fatto sempre altri discorsi riguardo le regole perché venivano imposte e che avevano dei significati. Anche questo è stato molto interessante perché ci ha fatto capire a cosa siano le regole che hanno un significato. Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se mi coinvolgi imparo. Questo è il titolo dei laboratori che stiamo facendo in classe all'interno del festival Educhiamoci. Ora voi immaginate questo principio se lo applichiamo alle regole. Potremmo dire se mi fai la predica la rifiuto. Questo è il concetto da cui partiamo quando coinvolgiamo i ragazzi. Che cosa significa? Significa che quando parliamo di certi argomenti con i bambini, con i ragazzi, il rischio è quello di entrare in una dinamica in cui noi facciamo la predica e loro fanno la trasgressione o sbuffano. L'idea invece di questa modalità educativa di coinvolgimento maieutica è di coinvolgere i ragazzi in alcune esperienze, facciamo proprio vivere loro delle esperienze da cui poi traggano da soli le conclusioni che noi educatori vogliamo che acquisiscano, vogliamo che imparino. All'inizio hanno fatto un po' di confusione, poi alla fine si sono resi conto che senza una regola il gioco non poteva arrivare a conclusione. Potete immaginare nel primo brainstorming cosa è venuto fuori: noia, imposizione, fatica, rifiuto, e dopo un gioco che invece i ragazzi hanno sperimentato in prima persona, il valore delle regole è progressivamente emerso. Questo significa che i ragazzi in realtà sono molto sensibili anche ai temi della socialità, all'utilità degli accordi, del rispetto delle regole, a patto che li sappiamo coinvolgere in una modalità interattiva che porti loro stessi a riflettere sul valore e il senso educativo anche delle regole. Ognuno ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione e ci siamo divertiti tutti e abbiamo anche fatto un po' di dibattito. È stata un'esperienza positiva sicuramente per loro e la proseguo successivamente per dare anche un senso completo.
Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, le giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio alla nostra iniziativa e i numerosi partner e media partner che la sostengono a vario titolo. Siamo sempre in diretta dall'aula magna della scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook del Festival Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo il pubblico che sempre numeroso, molto partecipe, molto attivo, ci sta seguendo da tutta Italia, siamo veramente contenti della vostra partecipazione e ringraziamo tutti quelli tra voi che stanno rilanciando il nostro festival sui propri canali per dare risonanza e diffusione a questa iniziativa. Iniziativa che è giunta quest'anno alla terza edizione, il titolo che abbiamo scelto è Ci vuole coraggio, lo abbiamo scelto perché il coraggio ci aiuta ad andare oltre l'ostacolo, a vincere le nostre paure e ci permette anche di sostenere le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi a fare altrettanto. Nel ruolo dell'educatore poi chiaramente è molto importante agire con il cuore e la parola coraggio contiene al suo interno anche questo concetto. Avete visto prima dell'inizio della diretta anche una piccola testimonianza di uno dei molti laboratori che abbiamo realizzato nelle scorse settimane proprio con le scuole del territorio dove abbiamo applicato i principi educativi di cui parliamo qui con i nostri esperti. Ricordiamo che tutto il programma della manifestazione lo potete trovare sul sito dedicato che vedete anche in sovraimpressione www.educhiamocivittorioveneto.it da cui potete scaricare i link per collegarvi ai vari appuntamenti. Oggi qui con noi in studio c'è anche il dottor Nicola Micheletto, che ringraziamo per la sua presenza, è il direttore dell'unità operativa complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia e consultori dell'ULSS 2 e al termine dell'evento di oggi ci aiuterà a fare alcune riflessioni ed eventualmente porre delle domande alla nostra relatrice. Prima di presentarvela, però, di presentarvi l'incontro e l'esperta di oggi, voglio lasciare la parola anche al dottor Roberto Rigoli, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 2, che ringraziamo per averci raggiunti qui in sede di Educhiamoci. Grazie, dottore. Grazie a voi, grazie a chi è a casa che ci ascolta. Io devo ringraziare il Comune di Vittorio Veneto, l'assessore Caldart e il sindaco, e ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio è il titolo di questi 5 giorni, ma ci vuole coraggio anche a organizzare questo evento ed affrontare un tema scottante che stiamo vivendo tutti i giorni. Io qui ho a fianco il direttore Micheletto e stiamo vivendo momenti difficili proprio per le problematiche che si vanno ad affrontare ogni giorno. Io porto i saluti di tutta l'ULSS 2 che è vicina a questo evento. Faccio semplicemente una riflessione. Io ho passato un'infanzia e un'adolescenza felice ed è il desiderio che vorrei per tutti i ragazzi in questo periodo. Purtroppo gli eventi, tutto quello che è successo, la pandemia e gli eventi che stanno accadendo in questo momento non ci mettono serenità e creano tensioni, creano ansia e creano disagio. Ecco, quello che voi state facendo è un qualche cosa per dare un aiuto a questi eventi, nel senso di stare vicino ai ragazzi, ma anche analizzare le cause e di darci la chiave di lettura di quello che sta accadendo. Quindi vi ringrazio moltissimo. Oggi c'è un titolo interessantissimo che ascolteremo con attenzione, Liberarsi dalle catene invisibili. È un bel titolo, ognuno dà un'interpretazione, poi sentiremo la professoressa, ma sarà tema di discussione interessante. Grazie a tutti. Grazie a lei direttore per la sua gradita presenza, anche lei si fermerà con noi poi per commentare
l'intervento della professoressa, che presento. L'intervento di oggi si intitola Liberarsi dalle catene invisibili e sarà condotto dalla dottoressa Anna Oliverio Ferraris, che è collegata con noi da Roma e alla quale diamo il benvenuto, ringraziandola davvero di cuore per aver voluto contribuire al nostro festival. Benvenuta, professoressa. Buonasera a tutti, Buonasera. mi fa molto piacere essere qui a parlare di questa tematica. Io ho messo anche un sottotitolo che sarebbe Crescere tra paure e coraggio, che è la situazione in cui si trovano oggi i ragazzi, i bambini e i ragazzi. Si parla spesso di coraggio, giustamente, tutti bisogna avere in questo periodo, poi in modo particolare, che è una dimensione della personalità che va di pari passo con l'istinto di sopravvivenza, cioè con la voglia di vivere, di crescere, di mettersi in gioco, di non indietreggiare di fronte alle difficoltà, alle sfide che si presentano nel corso della vita, quindi di reagire nonostante le paure, perché l'altra faccia del coraggio è proprio la paura e le paure variano in rapporto a vari fattori. Una sono le caratteristiche individuali, le altre sono le situazioni specifiche e poi c'è anche l'età. C'è anche l'età, nel senso che un bambino di 1 o 2 anni non ha le stesse paure che ha un bambino di 7-8 e neppure quelle di un preadolescente o di un adolescente. Cioè, per esempio, un bambino di 0-3 anni ha molta paura dei rumori forti, delle urla, dei lampi improvvisi, però non ha paura dei serpenti, per esempio, o degli animali in genere, neppure ha paura dei fantasmi, dei rapinatori e dei ladri. Serpenti, animali, fantasmi, streghe, mostri e rapinatori sono delle paure che compaiono man mano durante la crescita sulla base delle esperienze, ma soprattutto sulla base della maturazione del sistema nervoso che consente di rappresentarsene. Per avere paura dei fantasmi bisogna avere raggiunto un certo livello di immaginazione, di fantasia e infatti questo tipo di paura inizia verso tra i 3 e i 5 anni. Ecco, in cui il bambino può incominciare a rappresentarsi anche cose che non sono presenti. Ecco, questo non significa che le esperienze non abbiano importanza, perché a qualsiasi età, se un bambino, per esempio, viene picchiato o viene maltrattato, avrà paura della persona che lo maltratta. Ed è anche possibile che poi estenda questa paura a tutti gli adulti, no? Più è piccolo, più questo è possibile. Ma se un bambino non subisce dei traumi, se ha un'infanzia felice, come ci è stato detto poco fa, le paure evolvono naturalmente, cioè nel tempo, nel corso della crescita, così come il coraggio, che è la forza che consente di tenere le paure sotto controllo. Ho detto che paura e coraggio sono legati strettamente, sono le facce della stessa medaglia, cioè non si può parlare di coraggio senza parlare di paura. Ecco, e sia la paura che il coraggio hanno delle componenti innate. Si può dire che sono già presenti, anzi sicuramente sono già presenti alla nascita, anche se poi si manifestano in modi diversi nel corso della crescita, sia fisica che nervosa. Per esempio nei piccoli di 14-15 mesi il coraggio consiste nel voler camminare da soli e nonostante le cadute, i bambini cadono spesso quando cominciano a camminare, eppure il loro coraggio intrinseco li porta ugualmente a rialzarsi e continuare
magari anche cercano di salire una scala quando ancora non sono capaci. Quindi hanno bisogno di esplorare l'ambiente, hanno bisogno di prendere delle iniziative e nell'insistere anche, nonostante i fallimenti dovuti ancora alla scarsa capacità di coordinare i movimenti, di capire dove stanno andando, come è fatto l'ambiente che li circonda, di quali materiali. E però la voglia di prendere possesso del territorio in cui vivono è talmente forte che li spinge. Li spinge. Poi se si spingono oltre, magari poi hanno paura e piangono e chiedono aiuto, però c'è questa forza interiore. Nel coraggio è appunto evidente la curiosità, la sete di conoscenza, il desiderio di capire e di controllare le situazioni. È proprio un bisogno intrinseco, come dicevo, legato così all'istinto di sopravvivenza. Poi crescendo, naturalmente il coraggio si specializza, il bambino non prende soltanto iniziative sulla base dei suoi desideri, dei suoi impulsi, dei suoi bisogni primari, ma impara anche a valutare, a decidere, a prevedere in base alle esperienze che fa e in base alla maturazione che ha raggiunto, anche a prevedere le conseguenze di eventuali sue azioni. Riesce anche a fermarsi, se è il caso, non solo a intraprendere, ma anche fare un passo indietro, no? Perché a volte ci vuole coraggio anche a indietreggiare. E infatti essere coraggiosi non significa essere incoscienti. Ecco, questa è una cosa importante da sapere. Cioè il coraggioso non è l'incosciente che si lancia trascinato dall'eccitazione, che reagisce d'impulso per il puro piacere dell'eccitazione, delle emozioni, compresa la paura, nella quale nella paura c'è l'adrenalina, diciamo, che comunque produce una qualche forma di piacere. Insieme alla paura spesso c'è anche una forma di piacere elettrizzante. Quindi il coraggioso invece è consapevole del pericolo, ecco, e sa a che cosa va incontro. E può essere anche un temerario, ma comunque sa che cosa rischia, che cosa va incontro e decide di agire dopo aver valutato le situazioni, sia pure molto rapidamente, in base agli strumenti cognitivi e motori ed emotivi di cui dispone in quel momento e alla sua età. Gli antichi chiamavano forza d'animo la componente innata del coraggio. Noi oggi usiamo un altro termine che avete già sentito moltissime volte, io ho anche scritto dei libri su questo argomento, la resilienza, la famosa resilienza, che è spesso sia la forza d'animo che la resilienza, diciamo che è la traduzione del concetto di forza d'animo che usava Marco Aurelio, i filosofi Epiteto, per esempio, nei loro scritti, e a volte non sappiamo neppure di avere questa potenzialità, però nei momenti di emergenza, quando meno ce l'aspettiamo, ci viene in aiuto. Diciamo, non sempre, ma spesso, ecco, nella maggior parte dei casi ci viene in misura maggiore o minore. Ecco, questo concetto di resilienza è molto interessante dal punto di vista psicologico ed è stato studiato, per esempio, questo è uno dei libri che ho scritto, Più forti delle avversità, dove a un certo punto, a pagina 15, io parlo di questo Boris Cyrulnik, che è un neuropsichiatra francese, etologo e psicanalista, molto noto a livello internazionale, che ha definito la resilienza l'arte di navigare nei torrenti, ossia, con una metafora ovviamente,
ossia di destreggiarsi di fronte ai colpi della vita e all'imprevedibilità negli eventi. Nel libro Il dolore meraviglioso racconta la traiettoria sorprendente di coloro che, sopravvissuti all'Olocausto, cresciuti magari in strada in mezzo a ogni genere di pericoli, oppure picchiati, maltrattati durante l'infanzia dai loro genitori, sono ciò nonostante riusciti ad avere una vita professionale e personale soddisfacente al di là di ogni previsione. Lo stesso Cyrulnik all'età di 5 anni si ritrovò da solo in una stazione ferroviaria francese perché i suoi genitori erano stati messi su un treno e portati in un campo di concentramento e completamente solo, eppure è diventato quel che è diventato, naturalmente trovando dei sostituti, trovando quelli che lui chiama i tutori di resilienza, trovando delle persone che in un momento particolare di forte crisi gli hanno dato una mano. Le ricerche che sono state fatte sulle persone resilienti mostrano che, contrariamente a quanto generalmente si pensa o si racconta, la resilienza non è una dote eccezionale, riservata a pochissimi, ma un tratto piuttosto diffuso che può emergere inaspettatamente come risposta a eventi traumatici. Vi ricordate quegli 11 bambini, mi sembra, cambogiani, finiti sottoterra, sono rimasti per più di 10 giorni al freddo, al buio, senza cibo, eccetera, con il loro insegnante che si era sbagliato a portarli in quelle grotte e comunque sono sopravvissuti. Sono sopravvissuti grazie alla resilienza, probabilmente anche a una resilienza di gruppo, al fatto di potersi trovare insieme. Ecco, così, infatti, come il corpo è dotato di un sistema difensivo, diciamo, il sistema immunitario, no? Contro i virus, contro le malattie, noi reagiamo con il nostro sistema immunitario. Allo stesso modo si può immaginare un sistema difensivo della psiche, un sistema immunitario della psiche. Quindi un nucleo di resilienza, ecco, questo è confortante, un nucleo di resilienza lo abbiamo tutti dentro di noi, sia pure poi in misura variabile da individuo a individuo e coinvolge comportamenti, pensieri, azioni, immaginazione che poi possono, nel corso del tempo, possono essere sviluppate oppure anche inaриdirsi, diciamo, a seconda delle esperienze che uno fa, come reagisce, eccetera. E chi ha studiato la capacità degli individui di reagire ai colpi della vita descrive come la resilienza come un processo che si svolge in due tempi. All'inizio si cerca di parare il colpo difendendosi, magari chiudendosi, successivamente, in una prospettiva più a lungo termine, si accettano i fatti e si cerca di ricostituirsi, di ritornare quelli che si era prima. Bisogna infatti distinguere, qui bisogna fare una precisazione, la resilienza vera e propria che consente un recupero quasi totale, si ritorna al punto di partenza, si è subito un colpo, però poi si recupera, ci vuole un certo tempo, ma si recupera e si ritorna come prima. È quello che invece è la pseudo-resilienza, che in quelle persone che non riescono a risollevarsi del tutto, riescono a sopravvivere, riescono ad andare avanti, magari anche a svolgere un lavoro, eccetera, però con forti squilibri psicologici, forti squilibri personali. Non so chi ha visto quel film con Clint Eastwood, Gran Torino, dove Clint Eastwood interpreta la parte di un veterano del Vietnam, tornato dal Vietnam, che diciamo, vorrebbe riprendere la sua vita normale, però non ce la fa perché ha subito talmente tanti traumi nei campi di battaglia che non riesce più a interagire
in una maniera normale con le persone, diciamo, tende a essere troppo violento, troppo intrusivo, eh, tende a rispondere malamente e quindi in quel film viene messo molto bene in evidenza quella che è la situazione che vivono molti, ma questo era già stato notato nella Prima Guerra Mondiale, cioè i veterani che tornavano a casa spesso non riuscivano più a abituarsi al nuovo ambiente, entravano in conflitto con i loro familiari, con i colleghi di lavoro, a volte questa violenza poteva riversarsi all'esterno, verso gli altri, oppure all'interno, per cui alla fine, diciamo, si concretizzava in disagi, malattie, fino al suicidio. Fino al suicidio. Quindi una cosa è la resilienza vera e propria e una cosa è la pseudo-resilienza. Sembra che uno abbia superato, però in realtà la cosa non è completa, diciamo. E anzi queste persone appunto possono diventare pericolose, siccome hanno subito dei forti traumi, possono diventare pericolose per gli altri e anche per sé. Dicevo che però man mano ci si rende conto che per vincere le paure bisogna lottare, bisogna impegnarsi. Come ha scritto un filosofo e musicologo francese ma di origine russa che si chiama Vladimir Yankelevich, in un libro molto bello da leggere che è intitolato Il Trattato delle Virtù. E lui dice il coraggio significa cominciare, significa avviare, iniziare, reagire, resistere, lottare, che è il contrario di abbandonare e di rinunciare, ed è anche il contrario di chiudersi in se stesso ed è anche il contrario di reagire in maniera impulsiva. Quindi c'è una componente innata nel coraggio, dicevo, come nella paura, d'altronde, che serve per difenderci dai pericoli. La paura ci mette in allarme, no? C'è un pericolo e ci mette in allarme. Originariamente è funzionale alla sopravvivenza, solo se poi si trasforma in ansia e continua, insomma, e non smette mai perché diventa cronica, allora la paura diventa. Oppure se la reazione è esagerata. Ecco, però diciamo, oltre a questa componente innata di queste due caratteristiche, coraggio e paura, c'è anche l'apprendimento. L'apprendimento è un ruolo importante. Si impara molto nel corso della vita, i bambini imparano imitando gli adulti, seguendo le loro indicazioni, facendo esperienze, no? Giorno per giorno. Per esempio, un bambino impara, in genere tra 0 e 6 anni, impara a tollerare dei piccoli dolori, piccole ferite, sia imitando gli altri, vedendo come reagiscono gli altri, sia seguendo indicazioni degli adulti tranquillizzanti. Certo, quando l'adulto insegna qualcosa al bambino per orientarlo verso il coraggio, verso la tolleranza, deve sempre avere delle modalità, diciamo, tranquillizzanti, insomma, se comincia a sgridarlo, eccetera, in realtà ottiene poi l'effetto opposto. Un'altra forma di coraggio nell'infanzia che i bambini man mano imparano consiste nel saper reggere le separazioni. All'inizio la separazione dalla mamma, che è il primo oggetto di attaccamento, e poi da anche altre figure di attaccamento, prima per un periodo breve e poi via via sempre più lungo. Quindi imparare ad aspettare senza entrare subito in crisi è un apprendimento molto importante che serve in tante situazioni della vita, quindi sapere contare su se stessi, perché il bambino piccolo conta essenzialmente sulle sue figure di attaccamento, si spaventa quando le sue figure di attaccamento non sono presenti.
Invece, crescendo, uno dovrebbe imparare anche molto a contare su se stesso, sapere aspettare, saper valutare naturalmente le situazioni. Anche aiutare gli altri è un apprendimento importante perché migliora l'immagine di se stessi, aumenta l'autostima e indirettamente favorisce anche il coraggio. Quando uno riesce a aiutare gli altri, si sente più forte. Tant'è che sempre questo Boris Cyrulnik, che ha studiato bambini in difficoltà, in zone di guerre, per esempio, o dopo dei disastri ambientali, ha visto che un modo per aiutarli non è, diciamo, evitare l'impegno, cioè dire, vabbè, tu adesso non fai niente, stai lì tranquilla. Anzi, coinvolgendoli in attività, facendogli fare delle cose, facendoli aiutare gli altri, diciamo, escono più facilmente dalla depressione e dal senso di paura che hanno provato e dal trauma che hanno vissuto. Quindi aiutare gli altri è di per sé già terapeutico. Quindi lui raccomanda questo, insomma, un modo per aiutare il bambino è indurlo ad aiutare gli altri. I più grandi aiutano i più piccoli e così via. Allora, sono molte le occasioni che consentono ai bambini di transitare dalla paura al coraggio. I modelli che si trovano nel loro ambiente, come dicevo, sono fondamentali, perché loro poi, tra l'altro, sono dei grandissimi imitatori, fin da molto piccoli, assimilano molto facilmente, fanno propri i comportamenti delle loro figure di riferimento, quindi sono molto importanti per il coraggio, adulti coraggiosi, adulti sereni, adulti che sanno affrontare i pericoli e le difficoltà in maniera serena, insomma, senza dare in escandescenze, senza entrare in panico. Tant'è che persino in zone di guerra a volte, diciamo, ci sono adulti che riescono a tranquillizzare i bambini, per cui pur essendo in zone disastrate, però i bambini non danno segni di grossi squilibri, non vivono grossi traumi perché sono riusciti a stare insieme a degli adulti che riescono a tranquillizzarli, che non manifestano la loro paura, che non manifestano la loro ansia, che riescono sempre a trasmettere, a indicare una via d'uscita, una speranza. Qualcuno verrà ad aiutarci, ci sono persone che stanno lavorando per la pace, cerchiamo di aspettare, stiamo calmi. E nel frattempo, ecco, tra l'altro il gioco dei bambini è una cosa che li aiuta molto a superare le paure. Ecco, beh, siccome nell'infanzia molte delle paure sono fisiche, è importante che i bambini vivano le loro esperienze più nel mondo reale piuttosto che in quello virtuale. Oggi abbiamo molto sviluppato questo mondo parallelo virtuale in cui poi moltissimi si immergono, a volte per ore e ore, no? E invece, che ne so, il bambino che va in altalena avrà meno paura di cadere, quello che ha imparato a nuotare avrà più dimestichezza con le onde, quelli abituati a correre contano molto di più sulle loro risorse fisiche rispetto a quelli che stanno sempre seduti davanti ad uno schermo. E siccome la mente infantile è una mente concreta, la sicurezza che un bambino acquisisce in ambito fisico si estende anche poi in altri ambiti. Ecco, questo è molto importante. Sapere che diciamo, esistono delle tappe di crescita, per cui un bambino non è uguale ad un adolescente e nemmeno a un adulto, ha un modo di impostare le cose, di vedere il mondo che è diverso dal nostro ed è soprattutto molto concreto, ha sempre bisogno di fare esperienze dirette, non solo di vedere, ma anche di toccare, di spostarsi, di manipolare le cose, no? E invece un limite forse di questa nostra epoca è che i bambini
stanno troppo fermi di fronte a degli schermi, guardano soltanto, ascoltano, sì, va bene, però ascoltano poi dei discorsi che non sono inseriti nella loro esperienza, ma sono storie che altri hanno scritto, eccetera, eccetera. Allora, dicevo che molto importante invece per fronteggiare le paure nell'infanzia sono i giochi spontanei, giochi all'aperto, giochi di gruppo, dove i bambini per divertirsi si mettono alla prova, imitano gli altri bambini, accettano piccole sfide, accettano anche di affrontare situazioni da soli situazioni che da soli invece non affronterebbero. Ecco perché è un bene che i bambini giochino. C'è un libro di un autore americano che si chiama Peter Gray, dal titolo Lasciateli giocare, è stato tradotto in italiano, in cui ci spiega come eh, lui ha messo insieme un'infinità di dati raccolti nell'arco di 20 anni negli Stati Uniti in diversi paesi e è riuscito a dimostrare come gli adolescenti che hanno giocato da bambini sono molto più sereni, meno nevrotici, capaci di risolvere situazioni, capaci di affrontare le difficoltà normali della vita rispetto a quelli che invece hanno passato il loro tempo sempre seduti lì di fronte al televisore, magari facendo un videogioco, ma non affrontando concretamente le situazioni. Questo è fondamentale. E quindi sono più nevrotici, meno abituati a divertirsi, si aspettano di essere divertiti da qualcuno, ma non sanno prendere l'iniziativa per divertirsi perché non hanno fatto quel tipo di esperienze, non hanno provato anche il divertimento fisico, perché movimento, fisicità, esperienze dirette sono alla base dello sviluppo dei bambini e dei preadolescenti fino all'adolescenza, insomma, almeno. Ecco, quindi, e poi naturalmente sono anche più autodiretti, capaci di gestirsi e capaci di orientarsi nelle diverse situazioni. Diciamo, il ragazzino che è stato sempre seduto, la prima volta che piglia il motorino finisce contro un muro, insomma, perché non ha mai fatto le esperienze che bisognava fare negli anni precedenti. Ecco, serve quindi che i genitori non siano, insomma, che creino le condizioni fisiche per una crescita serena, armoniosa e sana dei loro figli. Probabilmente a Vittorio Veneto questo territorio c'è, da altre parti d'Italia invece no, in certe periferie non c'è niente, non c'è nemmeno un filo d'erba, quindi i bambini sono costretti poi a stare a casa di fronte allo schermo. Quindi i genitori, anche come cittadini, ovviamente, devono impegnarsi in questo. In più è importante che non siano ansiosi, che non trasmettano, come già forse ho già detto, non trasmettano le loro ansie, non si allarmino facilmente e quando indicano i pericoli lo facciano senza trasmettere ansia e insicurezza. Questo è importante perché i bambini poi percepiscono moltissimo gli stati emotivi degli adulti, hanno come delle antenne per individuare, cioè noi possiamo dire certe cose a parole, però loro sentono anche il non detto, la nostra tensione in quel momento, perché loro nei primi 2 anni di vita, quando ancora non parlavano e capivano abbastanza poco delle parole degli adulti, per interpretare la realtà, per interpretare il mondo, loro si basavano sulla comunicazione non verbale degli adulti che si prendevano cura di loro e quindi il modo in cui venivano tenuti in braccio, il tono della voce, il modo in cui un adulto si avvicinava o si allontanava da loro, eccetera, erano tutti messaggi comunicativi che loro hanno imparato, per cui in realtà loro sono abbastanza esperti nella comunicazione non verbale, non mi si può ingannare molto facilmente, insomma, dirgli proprio una cosa per un'altra, perché sanno distinguere il piano, diciamo, verbale da quello non verbale, dal modo in cui li guardiamo, dal tono di voce, dagli atteggiamenti, dalle mimiche, dai gesti e così via. Quindi
Poi, oltre alle paure fisiche, ovviamente ci sono le paure emotive, le paure sociali. E i bambini possono spaventarsi molto di fronte a scene di violenza, racconti terrificanti. Bisogna quindi evitare di traumatizzarli inutilmente, scioccamente, magari con dei film molto molto violenti, no? Oggi, per esempio, che ci sono varie guerre in corso e atti terroristici anche purtroppo, è bene tenere i bambini piccoli al riparo da certe scene, insomma, al telegiornale durante la cena forse è meglio di no. O comunque trasmettere sempre l'idea, come dicevo prima, che ci sono comunque persone, sì c'è una guerra purtroppo, ci sono anzi più guerre purtroppo, però ci sono anche persone che si stanno impegnando molto per la pace, ecco, questo va sottolineato, perché la maggior parte delle persone non vuole la guerra, questo è anche importante da dire. E la maggior parte delle persone vuole salvare vite, vite umane, insomma. Sono moltissimi coloro che aiutano, anche organizzazioni di volontariato, è pieno il mondo, insomma. Quindi sempre trasmettere speranza. Sì, purtroppo succede questo, perché naturalmente un bambino si spaventa all'idea che siano gli adulti a perdere il controllo della situazione. Cioè, da piccoli si sono appoggiati agli adulti, hanno contato molto sulla protezione degli adulti. A un certo punto, se vedono che gli adulti perdono la testa, si fanno la guerra tra di loro, si scannano, eccetera, questo ovviamente non è molto rassicurante. E quindi bisogna parlarne. E naturalmente con gli adolescenti poi è ovvio che queste paure collettive vanno discusse, non sarebbe neppure consigliabile tenerle all'oscuro, ma è anche impossibile tenerle all'oscuro di quello che succede, quindi bisogna dialogare, bisogna spiegare, bisogna anche fornire delle conoscenze storiche, economiche, in modo da consentire a loro di inquadrare, perché poter inquadrare le situazioni, anche se uno poi non può intervenire, però è già un modo di controllare le cose e di sentirsi più tranquilli. Ecco, capire, almeno capire quello che sta. Quindi serve la storia, serve la filosofia, serve leggere, serve parlare insieme, serve una cultura anche di tante cose e di tanti aspetti. Quindi, oltre alle paure collettive, appunto come il terrorismo, la guerra, le epidemie, la morte che è una costante nel corso della vita, insomma. Però bisogna dire che i bambini sono i più fortunati in un certo senso, perché non hanno spesso un'idea precisa della morte, pensano che, vabbè, si muore e poi si rinasce, fino a un certo punto pensano questo. Certo, quando poi si rendono conto che le cose non sono così, e allora hanno anche loro bisogno di parlare, di capire, di intervenire, di chiedere, di poter avere delle risposte. E poi diciamo ci sono anche, oltre a queste paure collettive, ci sono anche delle paure personali nell'adolescenza. Dicevo che le paure di un adolescente, di un bambino sono diverse da quelle di un adolescente. Allora, che paure ha un adolescente? Anche l'adolescente ha delle paure fisiche, emotive, sociali, morali, psicologiche e così anche il coraggio, naturalmente, che è collegato alle paure. Ecco, per esempio, il coraggio fisico continua a essere importante, ovviamente, a tutte le età, tant'è che soprattutto nella prima adolescenza ci sono ragazzi che si impegnano in sfide, no? In sfide, si sentono più forti rispetto a quando erano bambini e vogliono mostrare il loro coraggio sia agli amici che a se stessi, anche a se stessi. E quando si lanciano, per esempio, a forte velocità col motorino, fanno altre bravate del genere, più che sottovalutare il rischio, perché non è che lo sottovalutano, noi a volte pensiamo che sottovalutano il rischio, no? In realtà se ne rendono conto, e appunto perché c'è il rischio loro fanno queste bravate, perché cercano appunto la soddisfazione personale, cioè di riuscire nonostante le difficoltà, e l'approvazione dei loro amici.
l'approvazione dei pari, che per loro è importantissima. Nell'adolescenza il gruppo dei pari viene quasi a sostituire i familiari, insomma, no? E poi loro si riflettono, si ritrovano, quindi e così via. Possono anche fare altre cose, tipo eccedere negli alcolici o prendere la pastiglia d'estasi proprio per dimostrare lo sprezzo del pericolo, per dimostrare lo sprezzo del pericolo. Quindi da soli magari non lo farebbero, con gli amici invece per dimostrare che sono dei duri, che hanno coraggio, possono fare delle cose, diciamo, al limite. Comunque è normale che un giovane nel pieno delle forze voglia provare di che cosa è capace, questo è normalissimo e ci sono tanti modi leciti di farlo, insomma, non è necessario ricorrere sempre ai modi illeciti. E poi altre paure non fisiche e normali dell'adolescenza. Ecco, i ragazzi, quali sono le paure di un adolescente in genere, in generale? Poi varia sempre molto da individuo a individuo. Sentirsi rifiutati. Loro hanno proprio bisogno di sentirsi in gruppo, di sentirsi approvati dagli amici, sentirsi ignorati, perdere il controllo delle proprie azioni, fare delle gaffe in pubblico perché non hanno ancora tutte le competenze che magari un adulto può avere, essere criticati, sminuiti, bulleggiati. Ecco, queste sono le cose voi direte, ma anche i bambini però hanno ancora l'ombrello protettivo degli adulti, diciamo, i quali poi smussano queste cose, eccetera. Invece l'adolescente si confronta col mondo esterno più a livello personale, individuale, anzi non vuole la protezione dell'adulto, lo sente come limitante, infantilizzante. Ecco perché poi deve un po' cavarsela da solo. Ma altra paura forte è quella delle deformità, della bruttezza, che poi si capisce il perché nella pubertà i ragazzi hanno visto il loro corpo subire importanti trasformazioni nel giro di breve tempo, in genere nel giro di un anno si cambia tutto, insomma, non è più il corpo infantile, ma è venuto fuori un corpo completamente diverso, a volte tanto da essere irriconoscibili da chi non li vede da un po', e che quindi lo obbliga a modificare la propria immagine corporea e spesso si costruiscono naturalmente un modello ideale sui modelli che trovano di qua e di là, insomma anche molto sui media, dove i media propongono sempre modelli fisici perfetti, perfetti. Magari poi interviene il chirurgo estetico, però il modello, soprattutto per le ragazze, tutte queste modelle sono sempre iperbelle, poi si gonfiano magari le labbra, ci sono tutta una serie di interventi che vengono fatti e quindi in attesa poi di un assestamento definitivo possono vivere così delle ansie, delle paure, sentirsi brutti, eccetera. Quindi pur sentendosi forti e indistruttibili in alcuni momenti, in altri momenti invece possono temere molte cose, insomma, che possono danneggiarli, rendere vulnerabili e così via. A volte queste paure addirittura si manifestano, altre volte invece sono mascherate, per esempio il rifiuto di curarsi in alcune volte, perché curarsi vorrebbe dire che si è malati e non si vuole ammettere questo tipo di debolezza, ci si vuole sentire forti, insomma. E così via, insomma, quindi gli adolescenti hanno le loro paure. Quindi, operando una sintesi tra i vari studi sulle paure dell'adolescente, su quelle che aumentano e su quelle che restano invece stabili, si è visto che aumentano o restano molto stabili durante l'adolescenza le paure relative al dolore, al danno fisico, alle malattie, alla morte, quelle relative alle relazioni sociali, cioè essere rifiutati, derisi, bulleggiati, fare brutta figura,
il timore appunto per il proprio aspetto fisico, di non piacere, di essere brutto, di non essere all'altezza, di non essere abbastanza sexy, di non riuscire nella vita, poi paura dell'insuccesso, paure relative anche poi a problemi, e poi paure più vaste come la paura della guerra, del futuro, anche del futuro. Al contrario, le paure che diminuiscono durante gli anni dell'adolescenza, tra i 14 e i 18, sono quelle dell'acqua, del fuoco, del buio, perché ormai le fronteggiano queste paure, degli incubi anche delle aggressioni, anche dell'ignoto e anche del sesso, man mano che si va avanti nell'adolescenza, imparano a fronteggiare. Quindi possiamo dire che in generale il coraggio significa intrattenersi con la paura e dominarla, ma siccome esistono tante forme diverse di coraggio, è anche difficile darne una definizione univoca. Il coraggio poi va valutato e apprezzato di volta in volta, a seconda delle circostanze. Prima vi accennavo a Jan Kelevich, su un altro libro che ho scritto c'è ecco, un brano che vi leggo in questo libro trattato delle virtù. Lui scrive che il coraggio significa cominciare, avviare, iniziare, lottare, sì, questo ve l'avevo già detto, resistere, malgrado l'inerzia, malgrado le proprie inclinazioni, malgrado la stanchezza, la voglia di dimenticare, di lasciarsi andare. Il coraggio è una condizione psichica strettamente legata alla paura. Chi non ha mai paura, eccetera. Quindi non esiste una definizione univoca, c'è il coraggio di osare e il coraggio di non fare. C'è il coraggio di affermare ciò in cui si crede e di dubitare, di andarsene oppure di restare, di resistere, di difendere, di denunciare, di perdonare, di unirsi agli altri per lottare, di sapere essere soli, di interporsi, di fare del bene, di aiutare. C'è il coraggio di parlare e il coraggio di tacere, di guardare, di dire, di sapere, di assumersi delle responsabilità. C'è il coraggio del momento, dell'istante e il coraggio di chi persevera, di chi non abbandona. Il coraggio vale anche in rapporto alle diverse epoche storiche e anche in rapporto ai valori di una data società. In ogni epoca alcune forme di coraggio sono tenute in maggior conto. Quindi vedete che il coraggio poi può assumere, diciamo, colori e valenze diverse a seconda delle situazioni. Quindi sul piano educativo si tratta poi di valutare insieme, giovani e anziani, che cosa è il coraggio in un determinato momento, in un determinato contesto. Quindi bisogna capire entro cui l'azione coraggiosa si presenta, insomma, se è vero coraggio o no. Se è una forma di camuffata oppure se è una forma reale di coraggio. Appunto, poi dopo questa carrellata appunto sulle paure e il coraggio, anche ognuno di voi può trovare nella propria esperienza e anche nelle esperienze altrui che conosce, amici, parenti e familiari, queste diverse forme di coraggio, perché appunto il coraggio può essere prendere una posizione, ma può anche essere fare un passo indietro, può essere denunciare, ma anche tacere. A volte tacere è indice di viltà e a volte invece può essere indice di coraggio. Quindi va sempre interpretato nel contesto. Io mi fermerei qui e ascolterei volentieri i vostri interventi. Grazie professoressa, noi abbiamo ascoltato volentieri il suo, ci ha dato molti stimoli e quindi io passo subito la parola al dottor Rigoli e al dottor Micheletto per un commento, un'aggiunta, delle considerazioni.
Ma io lascerei la parola al tecnico che è il dottor Micheletto. Io ho una serie di domande, quindi non vorrei, sentiamo prima l'esperto e poi farei delle domande più da genitore, quindi prego Nicola. Sì, intanto ringrazio l'amministrazione di Vittorio Veneto, l'assessore Caldard, AIEM per l'invito. E io devo anche prendere il coraggio di dire che sono, come dire, a confronto in questo momento con chi ha studiato come noi a Padova, ha studiato sui libri della professoressa, quindi in qualche modo prendo il coraggio di mettere insieme, no, delle riflessioni. Quello che e parto, come dire, da un dato un po' così di rammarico anche, no? Noi ai nostri servizi abbiamo avuto un aumento veramente molto importante degli accessi, soprattutto della fascia appunto dai 12 ai 18 anni, per quel che riguarda, diciamo, i minori. E sono degli accessi che in un qualche modo, richieste di aiuto, che hanno a che fare con delle situazioni estremamente importanti da un punto di vista evolutivo. Sono appunto ritiri sociali, sono disturbi del comportamento, sono situazioni in qualche modo di difficoltà, di dispersione scolastica, di difficoltà in un qualche modo a rimettersi in moto. E oggi mi viene da dire non possiamo di nuovo solo scomodare l'elemento della pandemia, che sicuramente è stato come scoperchiare un vaso di Pandora, però il disagio, diciamo, sociale e dei giovani, il disagio giovanile, insomma, era lì e forse ha trovato attraverso la pandemia un modo, un amplificatore, un volano, ecco, per estendersi nella sua massima, diciamo, intensità. Ecco. La sensazione e un po' le riflessioni che ci troviamo anche a fare tra colleghi e tra, diciamo, operatori è anche di avere a che fare con una generazione di scontenti. Questa generazione di scontenti, di persone che in un qualche modo non sono così in qualche modo arrabbiate tanto da dover ricorrere a situazioni eclatanti, anche se in alcuni momenti avviene, la questione appunto delle baby gang, le aggressioni, quello che vediamo, e dall'altro lato uno stato di scontentezza che quasi non gli consente neanche di deprimersi, no? E allora invece poi la traduzione avviene in quello che assistiamo da un punto di vista dei ritiri e delle situazioni così importanti. Io credo che dobbiamo cercare di capire e di riflettere su come poter dare a questa generazione di giovani delle nuove speranze, dei nuovi sogni, perché anch'io mi associo in qualche modo a quello che diceva il dottor Rigoli. Anch'io ho avuto una bellissima adolescenza e di questo sono grato ai miei genitori, ma sono grato anche ai miei amici, sono grato alla scuola, sono grato a quello che io identificavo come una comunità attorno a me, che all'epoca ovviamente non capivo che era anche questo, ma mi sentivo all'interno, come dire, di un contenitore in cui potevo fare delle cose anche, tra virgolette, in linea con l'adolescenza e quindi trasgressive, ma tutto sommato c'era un paracadute che mi teneva, che era sicuramente la mia famiglia, sicuramente anche i miei amici, che molte volte sono anche intervenuti per la scuola, sulla quale appunto... Quindi forse mi verrebbe da dire, non so se la professoressa condivide, che forse bisogna avere anche il coraggio di cambiare rotta, di cambiare strada rispetto ai modelli educativi che sono stati imperanti per tanti anni. Mi riferisco soprattutto all'idea di poter fare tutto, all'idea di poter avere tutto, all'idea che per riuscire bisogna essere continuamente
non sullo sfondo, ma sempre in prima evidenza, e quindi sui social, in TV, davanti in un qualche modo al cospetto dei presidi o degli insegnanti, ma non in una maniera elogiativa, ma in una maniera appunto, come dire, che va verso il contrario di questa modalità qua. Quindi forse anche la necessità per i genitori di recuperare, e in questo senso devono essere aiutati, un elemento di autorevolezza. Quale genitore oggi si sente di poter dire al ragazzo fai così perché lo dico io? Era sempre stato il tempo della spiegazione, delle parole, di dover in un qualche modo convincere. Ci sono delle cose che io oggi capisco perché non mi hanno detto che non si faceva così e poi l'avresti capito. Credo che questo elemento in un qualche modo del avere una consapevolezza sui limiti, e dove anche la comunità, i genitori, la scuola portano i limiti, il limite non come frustrazione, ma il limite come protezione, il limite come necessità in un qualche modo di poter avere un contenitore fermo, deciso. Quello che lei diceva prima, se gli adulti vanno in panico non abbiamo più riferimenti, e quindi da questo punto di vista forse i modelli, e dovremmo aiutare forse i genitori e anche i ragazzi attraverso ovviamente la comunità, i media, la scuola e tutte le agenzie del territorio, il privato sociale, insomma tutte le agenzie che in qualche modo lavorano con i giovani, a capire che forse il modello è quello della riservatezza, è quello della mitezza, è quello della gentilezza, è quello di imparare a capire che se fai una cosa questo produce qualcosa nell'altro, imparare a fermarsi, imparare in un qualche modo che il mio nuovo mito è colui che in un qualche modo agisce con discrezione ma raggiunge obiettivi, non ha bisogno, come dire, del clamore della platea, del circo mediatico e di tutti questi aspetti qua. E quindi in questo senso avere forse il coraggio di dire impariamo a cambiare rotta rispetto ai modelli educativi. Sì, ma penso che da un po' di tempo a questa parte noi viviamo in un mondo troppo consumista, dove i modelli poi i ragazzi li trovano nei social, li trovano in televisione, ma anche i loro genitori, cioè quando uno perde il tempo, non c'è un genitore a guardare il Grande Fratello o a guardare questi programmi televisivi del pomeriggio, come fa poi a fare il genitore, educarsi, individuare le cose che valgono, fornire una scala di valori ai ragazzi? Questo è il primo aspetto. Quindi c'è gente che è cresciuta di fronte al televisore con questi programmi trash di scarsa qualità. Oggi la televisione è quasi soltanto pubblicità, diciamo, è continuamente spot pubblicitari che bombardano la mente delle persone, quindi non si può ignorare che c'è tutto questo mondo parallelo, c'è tutto questo mondo parallelo che propone dei modelli che sono in antitesi a quelli che dovrebbero essere e che però la gente li assorbe. Ecco, per esempio, dare uno smartphone in mano a un bambino di 7-8 anni, a volte addirittura prima, si sa che non bisognerebbe farlo. Cioè, i pediatri francesi e la Francia stessa sta per mettere un limite dei 14 anni prima di dare in mano uno smartphone ai ragazzi. Noi queste cose le abbiamo sempre dette, però qui in Italia nessuno le vuole ascoltare, nessuno le vuole ascoltare. Cioè tu non dai uno strumento del genere dove può trovare di tutto, diciamo, dove può trovare anche incitazione al gioco d'azzardo, quindi grande eccitazione, grandi emozioni, ma può trovare il porno all'età piccolissima, prima ancora di sapere cosa è il sesso, quali sono i rapporti sessuali tra le persone, eccetera, già trova una sessualità malata e così via.
Però poi ci sono dei genitori che sono orgogliosi del fatto che il loro bambino sa muoversi con questi device, dice molto intelligente, sa muoversi, conosce, eccetera, e non si preoccupano dei contenuti, non si preoccupano dei contenuti. Quindi è tutto, diciamo, vedo, non sono solo i ragazzi, appunto, sono gli adulti che sono stati deviati in questo periodo. E anche la scuola, le scuole che ha perso autorevolezza, ma anche una didattica adatta ai tempi. Perché io so che all'inizio del Novecento c'è stato questo movimento della scuola nuova, l'École Nouvelle, che aveva coinvolto tanti paesi europei, tra cui anche l'Italia. Allora c'era la Montessori, ma c'erano anche altri pedagogisti molto seri che avevano inquadrato molto bene come andava fatta la scuola, anche in maniera dinamica, con una didattica dinamica che possa coinvolgere i ragazzi. Alcuni paesi l'hanno portata avanti, e infatti, che ne so, i paesi nordici, ma anche tutto sommato la Germania, ma anche la Francia, insomma, hanno portato avanti questo tipo di didattica, e da noi invece ci siamo attestati sul metodo tradizionale, che è quello meno coinvolgente, eccetera. Dopodiché, ministri dell'istruzione, boh, non si sa quali competenze avessero. Ecco, e per cui anche lì non si è voluto lavorare, diciamo, nell'aggiornare la scuola, nel trovare una didattica più adatta ai tempi, ai ragazzi, perché quelli non possono stare seduti 6 ore di seguito, è ridicolo. Cioè, devono poter fare dei laboratori, devono poter fare una serie di attività, prendere delle iniziative, eccetera. Quindi, però abbiamo portato avanti questo metodo tradizionale e così via. Ed è chiaro che loro, trovando poi il virtuale, trovando la televisione, eccetera, tutti gli altri stimoli, poi si ribellano. Ma il discorso è lunghissimo, perché loro poi si abituano anche sui loro social ad andare a gran velocità, quindi hanno poi difficoltà a concentrarsi e così via. Quindi è tutto un discorso di revisione, giustamente, di revisione generale, sia nell'ambito della famiglia che nell'ambito della scuola, ma anche questi nell'ambito della società, cioè perché le televisioni vogliono solo divertire, vogliono solo proporre prodotti da acquistare, automobili velocissime, che poi quando i ragazzi ci salgono hanno gli incidenti. Ecco, c'è tutto un mondo che lavora contro. Per non parlare poi delle discoteche che tengono aperto fino alle 5 del mattino, insomma, come anche le famiglie si trovano veramente in difficoltà. Non è che la colpa è tutta dei genitori che non sanno tenere questi giovani, è che sono molto difficili poi da tenere perché ricevono tutte queste input, questi messaggi da ogni parte che come dire, li stimolano, li eccitano. Le mode per esempio, cioè alla mia, vabbè, io appartengo a tutt'altra generazione, ma ai miei perché nessuno si preoccupava di avere le scarpe di un certo tipo, il vestito alla moda, firmato, non firmato. Anzi, i marchi li toglievamo, non volevamo il marchio sull'abito. Adesso è cambiato tutto, quindi questi ragazzi seguono le mode, molti di loro in maniera pedestre. In più ci sono questi influencer che sono gestiti da agenzie, c'è dietro un'agenzia che lavora per l'influencer, non è che è spontaneo, non è che è spontaneo. Quindi è sempre per vendergli loro qualcosa, per vendergli loro qualcosa. Quindi è arrivato il momento, giustamente, di rivedere tutto questo. Allora, questo telefonino bisogna darglielo già a 4-5 anni. Io ho visto che ci sono dei genitori col bambino piccolo di 2 o 3 anni che già lo fanno lavorare sul telefonino, quando noi sappiamo che a quell'età invece devono fare tutt'altre cose, devono scarabocchiare, disegnare, incominciare a scrivere con le dita, perché la scrittura a mano stimola il cervello e quindi aiuta lo sviluppo del sistema nervoso. Tutte queste cose noi le sappiamo benissimo,
è molto difficile comunicarle al grande pubblico perché veniamo bloccati da questa cultura dei media e dello spettacolo, perché ormai i media sono diventati essenzialmente spettacolo, persino i talk show politici, a parte che sono pieni di politici, ma che sanno che la visibilità premia per farsi rieleggere, eccetera, eccetera. Insomma, quindi bisognerebbe appunto rivedere tutto questo. Torniamo al movimento delle école nouvelle di inizio secolo, dove tutte queste cose erano state prese in considerazione. Si sapeva che la scuola poteva essere fatta sia dentro l'aula che fuori dall'aula. Infatti, nei paesi nordici studiano la botanica nel bosco, ma non nel bosco, a studiare la botanica, diciamo. Cioè, poi diciamo, molte attività si possono fare in città, nei musei, nelle biblioteche, si esce anche dalla scuola. Quindi i ragazzi amano il dinamismo, amano prendere, diciamo, l'iniziativa, muoversi, eccetera. E ritorniamo indietro di un secolo, andiamo a vedere come bisogna fare la didattica a scuola, andiamo a vedere come la scuola si deve coordinare con la famiglia e come usare questi device, perché chiaramente è chiaro che poi i ragazzi useranno il computer, lo usiamo tutti, cioè ha tutta una serie di pregi, di vantaggi e così via, però non dobbiamo lasciarci usare, non dobbiamo lasciarci gestire. Per esempio, si parla oggi, in questo momento, delle scommesse nel calcio, ma le televisioni a pagamento che mostrano le partite fanno anche pubblicità delle scommesse. Quindi sono loro stessi che propongono le scommesse lecite e illecite a chi guarda le partite. Allora poi non possiamo scandalizzarci, diciamo. E questi ragazzi hanno intorno degli adulti che cercano di sfruttarli in tutti i modi a fini commerciali. Io è così che la vedo. Insomma, abbiamo visto per esempio a Roma un incidente con una Lamborghini di un gruppo di ragazzi che si considerano degli influencer che poi hanno avuto un incidente in cui è morto un bambino di 3 anni. No, sulla famosa Lamborghini. Sulla famosa Lamborghini loro circolavano nel quartiere a gran velocità, poi ci sono eccitati da tutte le pubblicità poi sulla velocità, le macchine, eccetera. E poi si scopre che dietro c'erano gli sponsor, gli sponsor, e gli sponsor sono degli adulti, a parte che questi ragazzi erano già adulti perché erano 18, 19, 20 anni, ma dietro di loro c'erano adulti ancora più vecchi, insomma, che danno la Lamborghini, sponsorizzano quell'automobile e fanno tutto il lavoro di diffusione, eccetera, eccetera. Quindi, appunto, i ragazzi sono spesso, come dire, manipolati, io li vedo spesso manipolati dagli adulti che vogliono fare soldi attraverso di loro. Per esempio, per me non ha nessun senso che una discoteca resti aperta fino alle 5 del mattino. Noi sappiamo quanti incidenti succedono nel weekend, proprio per questo motivo. Ragazzi giovanissimi che muoiono dopo essere stati in discoteca. Ecco, allora lì è chiaro che lo Stato dovrebbe svolgere la funzione dell'adulto responsabile e quindi non consentire una cosa del genere. Questa strage, perché consentire questa strage? La stessa cosa le televisioni, no? Ma le televisioni, beh, i ragazzi adesso la televisione la guardano poco, è che purtroppo la guardano molto gli adulti. E quindi certi programmi, cioè, la vecchia Rai pensava di avere un ruolo educativo, poi quando sono entrate le private è cominciata la corsa all'audience e quindi anche la Rai a questo punto fa programmi inutili, insignificanti, nulla di educativo, cioè tutto spettacolo. E quindi certo è giusto, bisogna rivedere tutto.
Grazie professoressa, grazie dottor Micheletto per il suo intervento. Abbiamo anche un intervento del dottor Rigoli. Io O una domanda? sì, volevo fare una domanda, ma come ho detto prima, mi tolgo la giacchetta da direttore sociosanitario, mi metto quella del genitore che a casa ci ascolta, anzi, nel mio caso, quello del nonno. Allora, noi abbiamo sentito tutti questi, diciamo, stimoli esterni che portano a queste ansie nei ragazzi e a quello che accade. La professoressa è stata chiarissima, addirittura mentre parlava la professoressa e anche Nicola, ricordavo gli stimoli della mia età quando avevo 6-7 anni e le ansie erano per una trasmissione che si chiamava Belfagor che avevo visto e che mi aveva creato ansia. Però se noi facciamo la differenza e prendiamo Belfagor di quell'anno lì e lo prendiamo con i programmi che ci sono oggi, come sgozzano, come tagliano, veramente c'è una differenza notevole. Allora la domanda, come a questo punto nonno, che faccio? Perché ci sono alcune cose sulle quali non possiamo intervenire. Non possiamo chiudere la televisione, bloccarla, non possiamo bloccare determinati programmi, però, professoressa, lei ha detto tutta una serie di questioni, per esempio il coraggio che nasce dallo sport, dall'attività fisica. Quello è un elemento che noi genitori possiamo ritirare fuori e rimandare i figli perché c'è un abbandono dello sport, ma con un approccio che non deve essere lo sport legato all'agonismo e al risultato, ma lo sport, per l'aggregazione, per il divertimento, addirittura per il gioco. Ecco, noi dovremmo, io penso, professoressa, che il lavoro che dovremmo fare è fare un elenco di cose che come genitori possiamo fare per migliorare questa situazione che è drammatica. Questo è un po' il mio pensiero, tenendo conto su quello che possiamo intervenire e quello che non possiamo intervenire. Certo che come forze, diciamo così, politiche, a quel punto si devono cambiare determinate cose, per esempio la chiusura delle discoteche prima, come giustamente dice, però bisogna fare una cultura anche di quell'approccio lì. Ecco. Io le volevo chiedere, in questi elementi, quali sono le priorità che lei vede sulle quali come genitori o nonni possiamo intervenire? I ragazzi devono poter avere dei centri di interesse, qualcosa che possa piacere loro, che possano appassionarsi anche. Oggi sembra che l'unico tipo di sport sia il calcio perché lì poi non è più uno sport, è diventato un business, lì si guadagna un sacco di soldi e quindi questi ragazzini vengono lanciati precocemente nel mondo del calcio. E vediamo che cosa è diventato. Ma ci sono tanti altri sport, sì, in cui possono benissimo impegnarsi. E ci sono ragazzi che si impegnano. L'importante è che non inizino l'agonismo troppo presto, perché un'altra tendenza è proprio questa, di spingere all'agonia come se fossero dei robot, perché siccome devono poi confrontarsi con ragazzi di altri paesi dove li sfruttano al massimo grado, e allora c'è anche questo. E invece fanno sport, ma devono poter anche sviluppare la loro personalità in altri ambiti. C'è la musica, per esempio. La musica in orchestra è una cosa fantastica per i ragazzi. Io lo vedo qui a Santa Cecilia, ci sono tante orchestre, si parte dai più piccoli e si va verso i più grandi, si appassionano moltissimo, hanno dei bravi maestri, man mano diventano esperti in musica, ognuno suona uno strumento diverso, imparano a coordinarsi. In un'orchestra non c'è il bullismo, perché tu non puoi prendertela con uno che è essenziale per per realizzare un brano tutti insieme. Io ho visto che nelle scuole in cui si fa musica in orchestra il bullismo non esiste. A parte che poi la musica è un linguaggio complesso che favorisce la concentrazione e quindi questa concentrazione poi si diffonde anche su altre materie di studio e così via, per esempio quello.
E poi insomma ci sono tanti hobby che possono essere coltivati, la pittura, il disegno, la lettura, ma la lettura poi con discussione. Ecco, vengono un po' lasciati a loro stessi. Vabbè, in alcune scuole sicuramente si fanno le cose per bene, insomma, ma per esempio io appartengo a quella generazione del cineforum, dove si andava al cinema, si vedeva un film e alla fine del film si discuteva tutti insieme. Quindi non era una cosa superficiale che ti passa sotto gli occhi e basta. No, dopo si tratteneva un'oretta almeno a discutere sul film, sul significato, sui contenuti, sulla resa dell'operatore, del regista, degli attori e così via. Quindi quello che viene a mancare a moltissimi è l'approfondimento, mentre loro avrebbero il cervello per approfondire. Solo che molte cose vengono fatte rapidamente, di fretta. Per esempio questo TikTok in cui loro vanno a sgrollare, il termine è sgrollare, passano in rassegna un'infinità di immagini, di cose, una dietro l'altra, eccetera. Cioè, così è una specie di stimolazione fine a se stessa, ma senza nessun approfondimento. Quindi dipende molto da noi organizzargli un mondo strutturato, sia in ambito scolastico che nell'ambito poi del tempo libero, delle varie attività che possono fare, metterli a disposizione delle cose e anche valorizzare, per esempio, valorizzare la lettura. Se loro leggono un libro, poi lo si discute insieme, come si faceva per i film del Cineforum, insomma, e valorizzare i loro interventi, valorizzare quello che possono dire, quello che possono fare. Ma secondo me si può fare moltissimo, insomma. E naturalmente potenziare la scuola. La scuola purtroppo è stata molto trascurata, secondo me, in Italia. Poi ci sono delle punte avanzate, ci sono degli esempi eccellenti, eccetera, però sono un po' isolati così, sono legati all'iniziativa dei singoli, delle singole scuole, eccetera. Però a livello generale non c'è stato. Ma persino io ho visto in alcune regioni, quando c'è stata la pandemia, hanno addirittura chiuso tutto, non c'era nemmeno la didattica online, insomma. Ecco, non si possono lasciare i ragazzi così. Come facevano questi poveri ragazzi in casa, questi bambini in casa? E per esempio in Calabria che hanno chiuso tutte le scuole e non c'era la didattica, diciamo, online. Boh, cosa facevano? Non lo so. È chiaro che poi dopo cosa fanno? Vedono Gomorra, ecco, vedono tutte queste serie violente, perché poi anche i film sono diventati molto violenti, c'è stata un'escalation. Cioè, una volta in un film, che ne so, c'era una scena di violenza, alla fine del film, se era un giallo, se era un western o così via, ma una scena. Invece qui iniziano con la violenza, vanno avanti con la violenza per tutto il tempo, eccetera, eccetera. Quindi una forma di diseducazione che noi diamo loro. D'altronde il parroco di Caviano dico giusto, Patriciello, ecco, ce l'ha spiegato molto bene, lui conosce molto bene la situazione, dice questi ragazzi passano il loro tempo a vedere questi video su delinquenti, dove il delinquente diventa l'eroe negativo, quello da imitare. L'eroe negativo è quello da imitare, è il duro, è quello in cui loro si riconoscono e noi gli diamo, gli diamo questo tipo di prodotto, capito? Che è molto più forte di quello che trovano a scuola. Quindi è tutto da rivedere. Anche le televisioni non possono permettersi di buttare lì prodotti di qualsiasi tipo. Dovrebbe esserci una commissione che esamina e valuta. Una volta c'era, e io ho partecipato anche negli anni 90, la RAI aveva una commissione di valutazione fatta da genitori, insegnanti, psicologi dell'età evolutiva, eccetera. Poi tutto è stato travolto dal, dal consumismo, dalla TV commerciale, insomma, anche la RAI è diventata TV commerciale, quindi piena di pubblicità, perché ormai la pubblicità è il programma più lungo delle televisioni
è quasi grottesco, anzi è grottesco, cioè il numero di pubblicità che ci sono nelle varie televisioni. E così, e allora bisogna riprendere in mano anche questo potere dei media, andrebbe rivisto e limitato. Esiste un mondo al di fuori dei media ed è il mondo più importante, non quello che ci fanno vedere sullo schermo. Dottor Micheletto, un commento ulteriore su questi aspetti. Io credo che sia molto importante, cioè nel rispondere al mio direttore, secondo me ci sono delle, tra virgolette, delle armi che come genitori, come comunità educante possiamo avere. Perché se è vero che non possiamo impedire o non possiamo, come dire, scrivere noi il palinsesto, e che quindi le TV, i giornali, i media, i video, eccetera, sono pieni di queste cose, l'unica, secondo il mio punto di vista, ovviamente, arma che noi abbiamo come adulti è quella di riuscire ad avere un rapporto con la generazione, con questa generazione, in cui far sviluppare il pensiero critico e il pensiero in un qualche modo riflessivo, perché quello che loro propongono è subito, immediato, fruibile e che si può avere senza fatica, senza in un qualche modo andare ad approfondire le cose. E allora la controparte, cioè noi, ma noi tutti insieme, non solo i genitori o solo la ULSS o solo la scuola, ma noi tutti insieme possiamo andare in qualche modo a verificare con loro se quella roba lì, stimolando il loro pensiero, è davvero quello che in un qualche modo può dare soddisfazione, è davvero quello che rispetta l'altra persona, è davvero quello che in un qualche modo vorresti raggiungere per la tua vita, è davvero quella la cosa che tu vorresti fare per poter avere questa altra cosa, cioè quindi in un qualche modo costruire i passaggi mentali riflessivi, e io credo che ci sia talmente tanto spazio per recuperare bellezza, per recuperare poesia, per recuperare sogni e per recuperare anche futuro vero per questa generazione, che però dobbiamo in un qualche modo metterci noi a stimolare queste cose. Spirito critico attraverso la relazione. In parte quello che lei dice risponde ad alcune delle domande che ci arrivano anche da casa. Sono molte, ci scusiamo perché non riusciamo a dare lettura a tutte, però vi ringraziamo per questa partecipazione. Per esempio Giovanna diceva appunto: ma come facciamo anche come educatori, insegnanti a coinvolgere i genitori in questo processo? E poi abbiamo una provocazione da parte di Serena che dice ci sono molti esperti come lei e concordate tutti sulla necessità di riformare la scuola come luogo educativo privilegiato per la crescita delle nuove generazioni. Ma perché ciò non avviene? Perché non cambia nulla? Perché nessuno fa niente? Perché non si impegnano, per esempio, come cercare di coinvolgere le famiglie. All'inizio dell'anno una scuola dovrebbe convocare le famiglie per spiegare qual è il programma di scuola, insomma, ma anche il programma educativo, perché la scuola è anche un'agenzia educante. Ci sono dei ragazzi, ci sono degli adulti che si incontrano ogni giorno, e che lo vogliano o no, gli insegnanti sono degli educatori o dei diseducatori, cioè con la loro presenza trasmettono delle cose. Quindi c'è un programma, diciamo, di contenuti, c'è un programma didattico, c'è un programma educativo, e questo andrebbe spiegato ai genitori all'inizio dell'anno, spiegando che alcune regole di vita nella comunità sono simili a quelle della famiglia, ma altre sono diverse perché la comunità è molto più vasta. E quali sono gli obiettivi educativi della scuola, che giustamente, come veniva detto prima, sono quelli dell'approfondimento, della riflessione, della comprensione, del trovarsi anche bene a scuola. Ecco, questo è molto importante, trovarsi bene a scuola con i compagni, perché quando uno si trova bene a scuola è anche orgoglioso della scuola che frequenta, è anche orgoglioso della sua classe. Bene, quindi la scuola deve essere un luogo di vita
Siccome purtroppo altri luoghi di vita sono un po' scomparsi, cioè le piazze sono invase da parcheggi, eccetera, eccetera. No, non è che non ci siano in assoluto, le parrocchie non ci sono più o sono molto poche. Allora è la scuola il luogo di aggregazione dei ragazzi e la scuola deve essere un luogo di vita dove si impara a vivere insieme agli altri, che altri simili a te e altri diversi da te, mentre a casa sono tutti più o meno simili a te, si usa lo stesso linguaggio, si condividono determinate cose, a scuola tu trovi anche i diversi da te ed è una grossissima esperienza, diciamo, una grossa esperienza sociale, si aprono gli orizzonti, si capisce come si deve fare per andare d'accordo, anche con persone di cui non si condivide il punto di vista, ma non per questo lo aggredisco, non per questo lo bullizzo. Ecco, lì si impara tutte quelle competenze sociali che sono indispensabili poi per vivere nella società. Quindi non soltanto le materie di studio, la scuola ormai è diventata un luogo in cui bisogna imparare anche queste abilità, diciamo, di relazione, sociali e così via, perché è rimasta un po' l'unica comunità che i ragazzi, vabbè, poi anche ci sono le comunità sportive, è vero, anche lì ci devono essere dei validi allenatori che devono anche essere preparati come educatori, anche loro devono essere preparati come educatori perché hanno lì a disposizione questa materia in crescita, fragile e così via, insomma. L'allenatore può essere una grossa figura di riferimento per un ragazzo e quindi riflettere molto su questo. I dirigenti scolastici dovrebbero prendersi cura di questi aspetti. Quindi all'inizio dell'anno ti incontri con le famiglie e gli spieghi 3 programmi, contenuti, didattica, che deve essere anche una didattica un po' attiva, non può essere sempre il metodo che si usava nel 600, insomma, di stare fermi seduti in un banco per 6 ore. Ecco, e poi dopo diciamo, l'educazione. C'è un programma educativo importante, che è una grossa chance, una grossa possibilità per i ragazzi. Poi nel corso dell'anno ci si incontra altri 2 o 3 volte con le famiglie, si fanno quegli open day in cui si mostra alla famiglia come stanno procedendo i lavori dei ragazzi. Insomma, si cerca di coinvolgerli nel lavoro, poi si danno anche dei ruoli. Ai ragazzi piace molto poi svolgere dei ruoli all'interno della scuola per la comunità. C'è per esempio, che ne so, il ruolo della sentinella, il ruolo di quello che fa, che si occupa della biblioteca. Abbiamo appena salutato in questo momento dei ragazzi che stanno facendo questo servizio proprio per il festival, professoressa. Abbiamo coinvolto dei ragazzi di questa scuola dove si svolgono le dirette con questo compito, hanno la maglietta, hanno il badge. Qualcuno dei nostri spettatori li ha visti inquadrati qualche volta e fanno l'accoglienza delle persone che vengono qui ospiti. Certo, li devi valorizzare anche i ragazzi, i bambini si sono quando si sentono moltissimo. valorizzati, si impegnano, anche nelle cose che non gli piacciono, si impegnano, capito? Non li puoi tenere così passivi, solo ascoltare la lezione ex cattedra. Qualche volta basta veramente dare anche solo l'occasione e loro poi esprimono il meglio. Professoressa, prima di salutarla vogliamo testimoniare il fatto che ci sono oltre 300 persone collegate nei vari canali con cui trasmettiamo questo incontro e quindi ci sono anche moltissimi commenti. Il tenore dei commenti è sempre di grande apprezzamento. Complimenti, bellissimo intervento, condivido appieno queste osservazioni, sempre interessante. Professoressa, grazie davvero. Quindi volevamo farle sapere che c'è molto seguito alle sue parole e la ringraziamo. Dobbiamo andare in chiusura, staremo ancora volentieri con lei, si era anche innescato un bel dialogo con il dottor Micheletto e il dottor Rigoli, che ringraziamo proprio tanto di essere stati qui con noi e di aver interagito. Professoressa, grazie per aver portato questo prezioso contributo al Festival Educhiamoci.
Noi, oltre a ringraziare lei e tutte le persone, invitiamo anche gli spettatori da casa, da tutta Italia, a continuare a seguirci. Sapete che potete trovare l'intero programma sul sito www.educhiamocivittoriaveneto.it. Vi aspettiamo questa sera alle 20:30 per l'incontro con Pier Giorgio Odifreddi. Il titolo sarà Mi fido di te. Quindi ancora una volta arrivederci ai prossimi appuntamenti. Grazie professoressa. Il Comune di Vittorio Veneto, Assessorato alle politiche scolastiche, vi ringraziano e vi dà un appuntamento alle prossime occasioni di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Arrivederci.